3 pregiudicati fermati in auto durante un controllo e trovati con spray urticante e taser. Le volanti della questura, impegnati in un controllo del territorio, hanno fermato l'auto in via San Fidenzio a Padova. Il conducente, un ventenne tunisino, era in possesso di un taser ad alta tensione e di una bomboletta spray urticante con impugnatura a pistola. Il ventenne risultava già segnalato all'autorità giudiziaria per un'aggressione avvenuta in provincia di Venezia, dove aveva preso a pugni una donna trascinandola per i capelli e minacciandola con un coltello dopo averle ceduto una dose di cocaina, costringendola poi a restituirgliela. Il giovane è stato denunciato per possesso ingiustificato di strumenti atti ad offendere. Insieme a lui 2 connazionali di 19 e 51 anni, anche loro con precedenti per rapina, ricettazione e stupefacenti. Il questore Marco Odorisio ha attivato la divisione anticrimine per l'adozione di misure di prevenzione personale nei confronti di tutti e 3. Durante i controlli del territorio, i poliziotti hanno anche arrestato in piazzale Stazione un 70enne serbo ricercato con un ordine di carcerazione emesso nel 2019 dalla Procura di Venezia per invasione di terreni. Dovrà scontare 4 mesi di reclusione al 2 Palazzi di Padova. Arrestato anche un 50enne tunisino irregolare sul quale pendeva un'ordinanza di sospensione della misura alternativa dei domiciliari. Deve scontare 4 mesi di una pena residua su una condanna definitiva di 7 anni e 3 mesi per spaccio emessa dal Tribunale di Padova nel 2018.